Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 27 marzo. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina, titolo principale: il Veneto deve restare in rosso. L'ULSS 1 taglia visite e interventi. Le prestazioni non urgenti sospese da lunedì. Ferme anche le attività chirurgiche che portano in terapia intensiva. E come fotonotizia il giornale sceglie un'immagine della manifestazione che si è svolta ieri in Piazza dei Martiri a Belluno, ma anche in Val di Zoldo a Forno. Famiglie in piazza contro la DAD, Draghi assicura i piccoli in classe. Ma andiamo all'interno del giornale. A pagina 2 viene proposta una sintesi della conferenza stampa tenuta ieri dal Premier Draghi sul tema della pandemia e delle azioni intraprese dal governo per contrastarla. Draghi riapre fino alla prima media il decreto sui medici non vaccinati. Questo è il titolo che sintetizza il contenuto dell'articolo. In classe dopo Pasqua, anche in zona rossa, confermate le altre restrizioni. Soltanto così si limita il contagio. E il Premier ha spiegato durante la conferenza stampa che il riferimento è ai numeri della pandemia e sono quelli a determinare o meno le chiusure e le restrizioni che vengono imposte. Ma per quanto riguarda la situazione nella regione Veneto, il Corriere delle Alpi ricorda: il Veneto deve restare in zona rossa, vaccini, gli immuni salgono a 221.480, positivi a 254 su 100.000 abitanti, spettro di altre 2 settimane di stretta. La regione spera nell'arancio dopo Pasquetta. E viene proposta anche la situazione della incidenza nella regione del Veneto, evidenziando con il colore rosso i distretti della regione, i distretti sanitari con incidenza settimanale di contagi superiori a 250 casi per 100.000 abitanti nella giornata del 25 marzo. Per quanto riguarda la provincia di Belluno, il distretto di Belluno è rosso con 271 casi in quel giorno, mentre il distretto di Feltre è bianco perché era sotto i 250 casi settimanali, ovvero ne aveva 186. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi, e veniamo a quelle dedicate alla provincia di Belluno per quanto riguarda la emergenza sanitaria. Si tratta della cronaca inizialmente delle manifestazioni contro la didattica a distanza, vanificati tutti i sacrifici, famiglie e prof in piazza contro la didattica a distanza appunto. A Belluno il sit-in di un centinaio di persone per chiedere priorità alla scuola. Gli organizzatori: le classi sono luoghi sicuri, il contagio cresce altrove. I nostri figli chiedono socialità, con il PC si stanno spegnendo. La preoccupazione di mamme e papà, e manifestano anche i nonni. I bambini rispettano le regole, si sono abituati molto rapidamente. E ancora, sempre sullo stesso tema, le scorie del virus, psicologi a scuola. I professionisti chiamati a svolgere 487 interventi in pochi mesi in 20 istituti. Sostegno ad alunni, docenti e genitori. L'allarme dello psichiatra: i giovani soli e isolati rischiano danni molto seri. Tullio Franceschini analizza i risvolti di un anno di pandemia. Sotto esame i ragazzi, privati delle relazioni, sono fragili e depressi. Positivi in leggero calo, dell'incidenza abbiamo già detto guardando la cartina a livello regionale. E ancora sul Corriere delle Alpi, ULSS, visite e interventi sospesi da lunedì. Si tratta evidentemente dell'ULSS Dolomiti. Le prestazioni non urgenti saranno rinviate, il personale che non assiste pazienti dirottato sul fronte delle vaccinazioni.
3 operatori Novax lasciati a casa da Sersa, la casa di riposo di Belluno, ma con paga garantita. Weekend caldo per la profilassi, pronte 2.500 dosi per gli anziani. Centinaia di auto incolonnate su 2 corsie per Pfizer e AstraZeneca, lunghe attese ieri pomeriggio al drive-in di Paludi in Alpago. Vaccinazioni in azienda, le riserve dei sindacati, ma la CISL è possibilista. Ricordiamo che le aziende si sono dette disponibili ad ospitare nei loro locali le vaccinazioni. Andiamo alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Pagine che iniziano ancora con una notizia di carattere sanitario. Mense ospedaliere, il bando regionale non convince, costi troppo bassi. Il segretario della funzione pubblica CISL Fabio Zulian si dice perplesso. L'ULSS verifichi se la base d'asta garantisce la qualità. Sersa, la casa di riposo di Belluno, ritocca al rialzo le tariffe, quota intera per le prime assenze. L'atto del comune non ha valore giuridico. Iliad può costruire un'antenna all'aeroporto. Il TAR respinge il ricorso. La società così ottiene il via libera. L'impianto sarà 5G. Il sindaco Massaro, ma la tecnologia non c'entra. Andiamo ancora avanti. Vivere col lupo. Belluno studia con Sondrio e Verbania. In progetto una collaborazione con le altre 2 province alpine a statuto ordinario per trovare un modo di realizzare una coabitazione proficua e sicura tra l'uomo e il lupo. Belluno avanti in Veneto per disabili in fabbrica. Sono un valore aggiunto. Si tratta della sintesi di una dichiarazione della presidente degli industriali di Belluno, Lorraine Berton, che sottolinea appunto la sensibilità delle aziende bellunesi anche per quanto riguarda gli inserimenti dei disabili e anche promuove alcune iniziative che vogliono continuare in questa direzione. Liceali in collegamento con il ministro D'Incà. È quanto è successo ieri per gli studenti del liceo Tiziano e del liceo Galilei di Belluno, che hanno incontrato il ministro bellunese in videoconferenza. Ma arriviamo alla pagina di Feltre. Piantati i tigli in viale Gaggia, ora il via al piano ciclabili. A maggio aprirà il cantiere che porterà al senso unico in direzione dei parcheggi Bonan, progettazione completata anche per via Prati e via Bentivoglio. Il secondo stralcio della Feltre Pedavena permetterà di arrivare in bici a Ponte Tezze. E da Feltre andiamo a Cesio Maggiore, piazza Mercato ridisegnata per accogliere auto e pedoni. Da una parte la strada e il parcheggio, sul lato municipio spazio per le persone. Sarà tutta in porfido. Il progetto condiviso con la minoranza vale 500.000 euro. Tra gli altri interventi, marciapiede a livello strada da ricavare in via Roma. L'illuminazione avverrà con luci a LED. Ripavimenteremo anche la salita verso gli ambulatori sul lato ovest, sottolinea il sindaco. Eccoci a Ospitale. Sicurezza idrogeologica, proseguono i lavori su condotte e strade. Spiega il Corriere delle Alpi che è in corso l'intubazione del torrente all'ingresso del paese ed è stata cambiata una vasca dell'acquedotto di Rivalgo. Si stanno sfruttando i 900.000 euro dell'ultimo stralcio dei fondi post-vaia già avuti dal comune. Sono attesi a breve altri 744.000 euro dalle aree di confine e serviranno a rinnovare il parco mezzi. E dal Cadore andiamo in Alpago a Paludi per quanto riguarda l'incendio alla ditta che trattava rifiuti. L'innesco da una scintilla. L'evento accidentale causato dallo sfregamento delle pinze. I primi esami ARPAV sull'aria tranquillizzano sugli inquinanti.
Messa in sicurezza del torrente Tesen al Pago, doppio intervento. Le ridotte difese idrauliche saranno potenziate a valle dell'abitato di Schiucaz e l'alveo del corso d'acqua verrà ricalibrato a Costella. ACC. I sindacati tornano delusi da Roma. La manifestazione sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Giorgetti non convoca il tavolo richiesto. È successo purtroppo ciò che temevamo. Ora si deve lottare per sopravvivere. Questo un commento raccolto dal giornale. Passerella del Peron, l'apertura va a metà aprile per ritardi nelle forniture. Passerella che supera il Cordevole collegando i comuni di Sedico e Sospirolo. Alla scoperta di Davedino per capire cos'è Fedom oltre la veste turistica. Lucia Sottil, guida di mezza montagna, sfrutta il Covid e si inventa un lavoro. Tanti dei miei ospiti non si capacitavano di come si possa vivere quassù. Ed eccoci a Cortina. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale. I toni si annunciano accesi. La minoranza è irritata per una convocazione che manca ormai da dicembre. Il sindaco dovrà rispondere del fallimento del piano neve. Inammissibile. Cortinometraggio, giù il sipario. Oggi ultimi eventi e premiazioni. Anche l'ultima giornata sarà fruibile in streaming sui canali partner. Ospitalità diffusa, così teniamo viva la nostra comunità. La corrispondenza giunge da Danta di Cadore. Il bar dal Mel fungerà da reception e sala per le colazioni per i clienti dei 36 posti letto dislocati in 10 residenze. Banda larga, il sindaco di Auronzo chiede a Open Fiber connettività entro il 2021. E ancora da Auronzo, in piazza una conchiglia da $500,000. La proposta fa discutere. Più cartelli segnaletici e con grafica comune lungo la pista ciclabile. Il comune di Pieve di Cadore si sta muovendo in questo senso. Un altro tricolore in bacheca per la cortinese Comarella. Si tratta di sci nordico, campionati italiani assoluti. La poliziotta domina a 10 km in tecnica classica a passo Cereda. È la mia gara preferita, ci tenevo molto a fare bene, ora staffetta a 30 km. Coppa del Mondo, le finali di Alba de Silvestro regalano un terzo posto. In questo caso si tratta di sci alpinismo. Ma dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In prima pagina il titolo principale: Novax a casa 7 operatori. La casa di riposo di Belluno li ha messi in aspettativa e cercherà loro un'altra mansione, poi potrebbero anche perdere lo stipendio. Per il medico sono idonei con limitazione. Il governo prepara un provvedimento per impedire casi simili. E anche il Gazzettino di Belluno, come il Corriere delle Alpi, quale fotonotizia di prima pagina, ha scelto una immagine della manifestazione di famiglie e studenti che sono scesi ieri in piazza contro la didattica a distanza. Andiamo all'interno del giornale, trovando in pagina 2 un approfondimento sulla lotta al coronavirus. Vaccini da record e il contagio rallenta. Questo è il titolo. Belluno è diventata la seconda provincia del Veneto per somministrazioni. Rimane alta l'attenzione sul distretto di Belluno, ma la tendenza dell'incidenza del contagio è al ribasso. In piazza contro la DAD decide il sindaco dove vanno chiuse le scuole. Da Val di Zoldo a Belluno famiglie e bambini protestano e per un giorno addio alla contestata didattica a distanza. E nell'articolo che relaziona delle manifestazioni tenutesi a Belluno e in Zoldo, anche la presa di posizione del sindaco di Zoldo che domanda appunto che ci possa essere autonomia in questa decisione e che possa anche venire affidata al sindaco che ben conosce la realtà da lui amministrata. Allarme lupo.
Confronto tra province. Il consigliere provinciale di Belluno Franco De Bon con Sondrio e Verbano Cusò Ossola prepariamo un progetto. Il sindaco di Castelpago, Gianluca Dal Borgo, abbiamo paura. Io ho chiesto aiuto al prefetto. Il ministro D'Incà e Roger Domenech, docenti d'eccezione ai licei Galilei e Rainier di Belluno. L'esponente del Movimento 5 Stelle, i ragazzi erano molto preparati. Un dialogo costruttivo che ci ha fatto conoscere meglio le istituzioni. Questo il commento da parte dei ragazzi interessati al dialogo con questi esponenti. Ed eccoci alla pagina di Feltre. Rifiuti, l'Unione Montana ora esce di scena. Dopo la decisione di Feltre di entrare nella Bellunum, anche gli altri comuni valutano il cambio di gestore. Oltre alla municipalizzata del capoluogo, sul mercato c'è anche la Valpe, che punta direttamente sul porta a porta. Colle delle Capre, cioè il municipio e il comune di Feltre, ha cambiato regime alla fine del 2020, cedendo all'azienda parte del magazzino e i vari camion. Acquero Vas e Seren del Grappa seguiranno l'opzione stradale della Valpe, mentre gli altri la casalinga. Connessione internet veloce per municipio e scuole, Acquero Vas. Tanti gli interventi per rendere la didattica molto più efficiente. Il sindaco Bruno Zanolla: ci sono ancora problemi nella posa, ma siamo in trattativa con le aziende. ACC, Roma ascolta ma è in ritardo. La sintesi proposta dal Gazzettino è, almeno nella titolazione, leggermente diversa da quella offerta dal Corriere delle Alpi rispetto al presidio tenutosi ieri da parte anche dei sindacalisti della ACC a Roma sotto il Ministero dello Sviluppo Economico. Le sigle sindacali di tutte le aziende in crisi ricevute al Ministero dello Sviluppo Economico, scrive il Gazzettino, disponibilità confermata, ma ancora nessun impegno reale. Anche l'impresa di Mel, citata dal ministro Giorgetti tra quelle in difficoltà, se ne occuperà, ha detto il ministro, l'unità che sto costituendo. Un'apertura che non appariva nella titolazione che è stata scelta invece dal Corriere delle Alpi. Anche i lavoratori di Ideal Standard con il fiato sospeso in vista del vertice fissato per martedì nella capitale. Da parte di FIM, FIOM e WILM, inascoltato l'appello ad accelerare i tempi. Torrente Tesa più sicuro nel pago, lavori per 700.000 euro. A pieno regime i cantieri per rinforzare gli argini e ricalibrare l'alveo dopo l'alluvione di dicembre. Cortina. ANAS cerca un gestore per la casa cantoniera. C'è tempo fino al 15 giugno per candidarsi e fare della casa di Cimabanche un infopoint con servizi per turisti e viaggiatori. In alternativa anche quella di San Vito. In entrambi i casi l'azienda intende valorizzare questi immobili a bordo strada. Un coro unanime si leva dal consiglio di Gosaldo. Giù le mani dai nostri carabinieri. Sarà da vedere, i nostri diritti sono garantiti dalla Costituzione italiana. E andiamo ad Auronzo, banda ultralarga, avanti i cantieri per la posa della fibra. Il punto fatto in municipio durante l'incontro con la giunta e l'azienda che si occupa appunto della posa della fibra. Ed eccoci alla pagina sportiva. Donne protagoniste tra fondo e schialp. Anna Comarella, campionessa italiana nella 10 km a tecnica classica, mentre Alba De Silvestro è terza nella vertical finale di Coppa del Mondo. Sulla neve di Campiglio la comediana eccelle in una specialità in cui stava faticando, molto soddisfatta per questo risultato. Per quanto riguarda il calcio a 5, mai un derby così sentito. Si tratta del derby di Serie B tra la Canottieri Belluno e la Giorik Sedico, in programma oggi e in diretta anche sui social dalle 15:45. Tutti rispettano la AFRA.
alle 19 ad Asiago, gara 1 dei quarti per il Cortina di hockey ghiaccio nella Lega delle Alpi. Il presidente Bernardi: non siamo sazi, vogliamo andare in semifinale. L'allenatore: noi siamo molto cresciuti. E per quanto riguarda la pallavolo, al Demas Palasport Demas di Belluno, la DRL, il Cortina Express, invece in trasferta. Si tratta di squadre di bellunesi che militano in Serie B. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.